spero di lanciare un po' di ottimismo, ma anche un po' di realismo. È dura in Italia fare ricerca, ma è bellissimo riuscire a lavorare per il proprio paese. C'è un problema di fondo, c'è il problema della libertà della ricerca, c'è il problema del futuro dei ricercatori. Quello che vorrei dire è che insomma ciascuno è più o meno artefice del proprio destino, quindi credo che sia importante che ciascuno si carichi sulle proprie spalle insomma, la responsabilità pubblica, no? Di difendere gli spazi di libertà, di difendere il futuro dei giovani, senza lasciare che questa responsabilità venga sempre caricata su altri. Quindi penso che sia un'occasione questa davvero per rivendicare anche il proprio ruolo, no? Di studiosi, di persone che in fondo devono lavorare su mandato del cittadino per rendere al cittadino semplicemente quel che scoprono. Spero appunto di riuscire davvero anche con i più giovani a convincerli che c'è una strada davanti, sarà faticosa, ma anche altri prima di noi hanno avuto strade faticose, nessuno si è rassegnato, ecco, credo che non c'è spazio per la rassegnazione. In Senato quello che devo fare è forse agire da sollecitazione, no? Su alcuni ambiti, su alcuni aspetti poco conosciuti, poco frequentati dalla politica, a volte avversi dalla politica. Mi piacerebbe provare, non da sola ovviamente, insieme a tanti altri, a fare da ponte tra scienza e politica. Possono essere alleate, ma è tutto da costruire. Conoscenza, capitale umano, studio, questi sono i valori dell'università, questi sono i valori che in qualche modo cerchiamo di trasmettere alle nuove generazioni e soprattutto parliamo ai più giovani, cerchiamo di raccontar loro come sarà il mondo che verrà e quindi quali sono le condizioni per affrontare bene questo futuro. Questo lo facciamo in tanti modi diversi, nei nostri laboratori, nelle nostre aule. Questa è la mia quarta inaugurazione dell'anno accademico e effettivamente come ospiti di onore per l'apertura sono sempre venute delle giovani ricercatrici e oggi abbiamo la professoressa Elena Cattaneo che è un testimone di come la ricerca va fatta, di come va valorizzata. Tra l'altro lei ha un doppio incarico perché ha anche un ruolo politico molto ma molto importante come senatrice a vita e con questo ruolo ha dato tanto contributo all'università, tanto contributo alla ricerca